L'urlo dopo, da? Chi è Marcoli? Oh, Yerko! Direi che te rigira ho fatto, Direi che te rigira mi sono fatto. Eccolo! Cazzo di gamma! Cazzo di gamma! Vai, Vadri. Pure lungo! Vabbè, dopo. Andiamo? Sono curioso di vedere i tuoi primi palloni. Anche scemo l'altra volta. E non mi chiamate più. Oh, ma io ieri mi sono no, ma che ieri, oh! Ieri! Dopo! No, ma che te, perché che te dico? Ma che sei stupido? Adesso dicevi che non c'hai già prima. Chi ti ha detto a coglione? Chi te l'ha detto? Chi te lo può aver detto? Cretino, che sei tornato dopo, mi ha chiamato dopo. Mi ha chiamato dopo. No, perché sei imbruciato. Per proseguire nella cavalcata bisogna superare se stessi. La Pisana ritrova l'unica squadra ad averlo sconfitto nel primo girone d'andata di questa Serie A. Si tratta del COD 272 questa sera al Centro Sportivo Ciriaci per la 18ª giornata. Pisana, COD 272. Le squadre si scambiano il 5 al centro del campo. La Pisana, diverse assenze, ci diceva prima mister Di Pasquale, per cui la più pesante probabilmente è quella di Andrea Cesaro, non convocato. Andiamo a leggere velocemente la formazione delle due squadre. Pisana con il numero 8 Ammassari, immancabile lui, Carnevali con il 5 senza numero De Bernardo, Figretti col 4-1, Filonardi, 15 Martinelli, 9 Meloni, 2 Pace, 10 Piccolo. Se ne tornano velocemente verso la panchina per il saluto di rito. Gli uomini in maglia rossa, andiamo a leggere anche gli uomini del COD 272, questi con una formazione contata, solo 9 i convocati, 13 Amendola, 10 Anello, 42 Cilfone, 8 Fagioli. Edoardo Fagioli, uno dei nomi più spicco di questo campionato, numero 9 La Rosa, 7 Morleo, 4 Renali, 23 Severini e in porta numero 1 Andrea Tomarelli. 2, 3, Andrea! Spero delle pratiche del saluto di rito. I giocatori della Pisana in maglia rossa per l'occasione, maglia casalinga, da sinistra verso destro il campo si dispongono nella propria metà del rettangolo verde COD 272, ovviamente in maglia nera da destra verso sinistra. Viene chiamato un secondo di silenzio, ci fermiamo anche noi. Ripartiamo subito tra gli applausi delle due panchine. COD 272 che va a disporsi, come detto, da destra verso sinistra. Aspettiamo soltanto l'ok del direttore di gara per prendere il via a questa 18ª giornata. Pisana, che ripetiamolo è primo a 41 punti insieme, va di pari passo al Cotton Club, già campione dello scorso anno, anch'esso a 41 punti e stasera impegnato con gli Emmers. Il COD 272 va a ritmo sostenuto, quinta posizione per lui, 29 punti tra il testaccio e il Giordano! Vieni! 8. Vieni! Inizia! Chiamato forse un cambio prima ancora dell'avvio della partita tra le file della Pisana. Scalavo entri. Rientra in campo finalmente Giordano Meloni con il numero 9. Adesso dovrebbero essere definitivamente questi i
16 uomini in campo. Si comincia così, si comincia con il COD in possesso del pallone. Subito in attacco sulla destra, subito il pallone è uscito. Primo fallo laterale della partita per la Pisana che non può assolutamente permettersi di perdere punti per strada, nonostante l'avversario sia tra i più tosti insieme al Peperino, ricordiamolo. È l'unica squadra a essere riuscita a fermare, ad inchionare addirittura sulla sconfitta la Pisana nel girone d'andata di questa Serie A. Qui abbiamo visto subito Ammassari provare a lanciarsi dalla sinistra in una giocata ormai consueta per il numero 8 in maglia rossa. Rimessa laterale per la Pisana, siamo al primo minuto di gioco, pallone riconquistato dal COD. Severini verso il centro, COD che ha molto spazio, viene lanciato sulla sinistra, il numero 8 ovviamente Nordo Fagioli che però lascia sfilare il pallone. Dunque rimessa laterale ancora per la Pisana, secondo minuto di gioco. Pallone toccato corto all'indietro per Carnevali in avanti. Piccolo il lancio, è un po' fuori misura, pallone riconquistato dal COD con qualche difficoltà. Alla fine liberato Amendola sulla sinistra. Amendola prova a scucchiaiare in avanti, lo stesso numero 13 va a coprire e regalare il pallone all'indietro ai compagni in maglia nera. Il pressing però è altissimo della Pisana che, nonostante le diverse assenze anche di peso, è intenzionato a quanto pare a fare la partita, a gettarsi in avanti fin dai primi minuti e mettere subito in chiaro una supremazia territoriale che è quella che un po' tutti ci aspettiamo, almeno per l'avvio a freddo di questa partita. Il COD nel frattempo è ancora in possesso del pallone, il tocco veloce verso la porta difesa dal numero 1 in maglia rossa, che in due tempi con qualche difficoltà riesce a respingere. Filonardi poco fa protagonista di un intervento più difficoltoso di quanto non sarebbe sembrato, lì per lì, dal tiro non pericolosissimo, almeno non apparentemente complicato. Tentato da Mirconello, numero 10 in maglia nera. Nel frattempo un giocatore si allaccia alle scarpe, perdiamo qualche secondo, siamo al terzo minuto di gioco, ovviamente il punteggio è 0-0, un solo tiro in porta fino adesso. L'ha tentato il COD pochi secondi fa, pallone lanciato verso il centro dell'area, rimessa laterale. Fagioli ci arriva un po' in ritardo, lo chiudono in due gli uomini in maglia rossa che prova subito a ripartire la Pisana. Pallone in avanti per Meloni. Piccolo. Carnevali. Allarga sulla destra Carnevali, pallone che torna sui piedi del numero 15 Martinelli ed è ancora Carnevali. Carnevali disimpegno così, il pallone recuperato però subito dalla Pisana verso il centro. Lo stop un po' difficoltoso di Ammassari, il pallone infatti riconquistato da Severini. Anello così, il passaggio viene recuperato infatti dal numero 7 in maglia rossa, si tratta di... Dai, Ferro! Bravi! Chi è il 7? Il 7. Coso, il chiaro. Qui è 4, vabbè. Pallone che nel frattempo finisce sui piedi di Meloni che tenta una conclusione così, diagonale. È il 4, vabbè, 7. Corner battuto lungo, dall'altra parte lo stop, la conclusione, pallone respinto sulla linea di porta, ancora lì la sfera, la conclusione di nuovo tentata da Ammassari, il pallone ancora in zona d'attacco per la Pisana, grandissima azione sulla distanza, il tiro che ha trovato un giocatore in maglia nera sulla linea di porta. Filonardi per Carnevali. L'occasione forse più grande della partita arriva adesso al quinto minuto. Carnevali, era proprio lui a colpire. Carnevali ha tentato l'incursione sull'appoggio di Martinelli, il passaggio però fuori misura. Allora qui il COD sulla destra
con il numero 7 che cambia gioco a cercare Fagioli. Buona Si trattava di Morleo. Esci Robè! Anello in profondità per Fagioli che parte con il movimento sbagliato. Filonardi rilancia lontanissimo a cercare Meloni, lo stop con il petto di Meloni così e allora può ripartire il COD. Partita velocissima, molto bella in questi primi minuti, conclusione verso la porta difesa da Filonardi, conclusione al lato. Stefano! Troppo alto, troppo! Senza generalista però. Troppo alto! Ok. Carnevali. Oh dai, Così l'apertura di Carnevali non ha forse visto lo scatto di Martinelli, non l'ha visto perché non era arrivato, il pallone fuori misura e allora riparte il COD con il numero 42 Ciffone. Dai, azione! Ciffone in profondità serve a Mendola, Mendola sulla sinistra, pensa quasi ad entrare, alla fine tiene il pallone in gioco legato al piede. Amendola prende qualche secondo, alla fine Martinelli glielo porta via. Martinelli rilanciato molto bene il pallone, però è ancora fuori misura. Anello, il tocco di prima a liberare Fagioli che appoggia verso il centro dove non c'è nessuno, pallone spazzato via. Buone occasioni per il COD, molto veloce la conclusione, subito il numero 42, il gol dell'1-0 del COD. Arriva dopo 7 minuti con Ciffone, conclusione bellissima che beffa Filonardi che forse non ha visto neanche partire il pallone. Il gol dell'1-0 arriva al 7° minuto, Antonio Ciffone. Adesso si trova ad inseguire la Pisana dopo 7 minuti di gioco. Il gol del COD che già si era reso pericoloso in un paio di occasioni pur non andando quasi mai alla conclusione nello specchio. Invece c'è andato forse molto più vicino la Pisana prima con quella conclusione dalla distanza al volo tentata da Carnevali, lo stesso Carnevali che qui prova a guidare ancora l'azione della squadra in maglia rossa. Carnevali si concede qualche gioco forse di troppo, subisce anche fallo, quindi il gioco si ferma e Carnevali può ripartire, il pallone forse in movimento, una furbata dei giocatori in maglia nera, non c'è però il fischio direttore di gara, si prosegue con sempre Ciffone. Ciffone si è inserito verso il centro, un compagno in maglia nera, pallone però toccato. Allora la Pisana che può ripartire con Martinello, sempre Martinello sulla destra, si fa tutto il campo, guarda verso il centro, riesce a servire Meloni, Meloni a sua volta sulla sinistra, c'è spazio per Ferretti che rientra sul destro, Ferretti alla conclusione in 2 tempi la parata di Tomarelli e riparte il COD. Ciffone, il tocco di tacco di Ciffone, decisamente la cosa peggiore da fare in quella situazione. Meloni si era quasi provato tu per tu con Tomarelli. Partita molto bella già da questi primi minuti. In questo momento è il COD ad essere in avanti come nel match d'andata, ricordiamolo, finito 5-3. Prova per la squadra in maglia nera che rischia di confermarsi bestia nera come le proprie casacche per la Pisana che comunque ha tutto il tempo per impostare una manovra volta al recupero dello svantaggio. Qui pallone toccato da Anello, rimane in gioco a Massari. Piccolo ancora per il numero 8, il tocco al volo dell'immancabile bomber della Pisana. Non ha dato forfait a Massari in questa occasione, è rimasto però solo con Cesaro non convocato, punta di diamante anche lui della Pisana. Pisana che forse sta soffrendo un po' le assenze, in particolare davanti abbiamo visto ben poche conclusioni e soprattutto ben poche manovre. L'unica vera botta al centro dello specchio della porta è arrivata dalla distanza sugli sviluppi di un calcio piazzato. Qui Ferretti si vede arrivare addosso a Mendola e affida di nuovo a Filonardi. Carnevali, conclusione del numero 7, la distanza non è niente male, era comunque sulla traiettoria Tomarelli, rimessa dal fondo. Anello, Severino, il tocco di prima a cercare l'inserimento di Amendola che però era partito decisamente più avanti rispetto a dove era diretto il pallone di Fagioli. Pisana che comunque si butta di nuovo in avanti, sono piuttosto sbilanciati gli uomini in maglia nera che però riescono comunque a recuperare molto bene. Ciffoni
Renelli, Amendola verso il centro ad Anello, Ciffoni. Si concedono delle belle giocate di prima gli uomini in maglia nera, il tocco di nuovo verso Amendola, spazio numero 13, Amendola appoggia verso il centro, lo stop di Fagioli, si fa qualche metro sulla destra, alla fine allarga, Ciffoni, il tocco verso Anello, chiuso la Carnevali, forse il gioco pericoloso è questo di Ciffoni che va anche alla conclusione, gioco fermo, fallo per la Pisana. L'ho imbattuto velocemente ancora dalla Pisana che ha tutta la fretta del mondo nel velocizzare l'azione, siamo all'11° minuto, non c'è fallo. Allora si prosegue, Fagioli, il pallone è toccato in direzione di Ammassari che va anche alla conclusione, poteva diventare quasi un assist per Meloni, pallone spazzato via dal COD e Ferretti va a riconquistarlo. Pallone allargato, fuori misura da Martinelli in direzione di Ammassari e allora è il COD che può ripartire con Morleo. Amendola. Chiuso Amendola, serve comunque Ciffoni. Morleo. Anello. Severini, Anello. Anello si inserisce verso il centro, non lo tiene nessuno, alla fine va a sbattere su Carnevali, insuperabile il numero 5 della Pisana che adesso riparte, manda a vuoto addirittura Ciffoni, si concede la conclusione e l'intervento di Tommarelli, ancora una volta provvidenziale, ancora una volta su un ottimo Carnevali, uno dei migliori dei suoi. Allora il calcio d'angolo per la Pisana, 12 minuti, il tocco di prima arrivato con un secondo di ritardo, un giocatore in maglia rossa, il pallone è sempre in gioco, Martinelli, calcio d'angolo. Questi del 4-3. Chiama forse uno schema Carnevali. Simone in avanti i giocatori, Carnevali va comunque a servire nessuno, uno schema che evidentemente ha capito solo il numero 5, qualche incomprensione, erano venuti incontro i ragazzi della Pisana. Ciffoni profondo per Fagioli che si trova quasi da solo, sono tornati i giocatori in maglia rossa, il pallone verso il centro, non lo tocca Severini, vediamo a chi sarà assegnato il gol, il punto è che 2-0, Fagioli in profondità per Severini che non tocca, un velo verso la porta, battere Filonardi e 2-0 COD al 13° minuto. Adesso diventa difficile per la Pisana, specie per un COD veramente spietato. Le poche volte che si trova in avanti non lascia neanche il tempo di pensare ai ragazzi in maglia rossa e sempre riesce ad andare alla conclusione, a beffare Filonardi che finora forse non si è distinto, Ammassari alla conclusione, forse il gioco andava fermato almeno secondo alcuni giocatori in campo, palla fuori. Bravo Robby, va benissimo. Amendola, Fagioli, Ciffoni, pallone riconquistato dalla Pisana, Martinelli, Carnevali, riesce ad andare via in mezzo a tre, alla fine il pallone è toccato verso il centro, rimpallato, finisce sui piedi di Ammassari, Ammassari si sposta sul destro, rimpallato anche lui, allora si prosegue con la Pisana in avanti, con Ferretti la conclusione, un bolide alto. Tomarelli vince in direzione di Ciffoni, chiama qualcuno, alla fine il pallone quasi buca su Martinelli. Oh, mi fanno dire troppo a dividere all'aria, oh dai! Non è allargato sulla sinistra, Ferretti prova di nuovo la conclusione e questa volta deve impegnarsi Tommarelli a togliere il pallone da
sotto il 7. Bel intervento ancora del numero 1 del COD, si rimane 2-0. 15° minuto del primo tempo, 10 minuti al termine della prima frazione e del riposo. A Massari alla battuta, 3 uomini in maglia rossa in area, pallone diretto a Meloni che però non ci arriva. Allora Anello riesce a servire in profondità, 2 giocatori in maglia nera, tutti e 2 contro Filonardi. L'intervento ed è il 3-0, il 3-0 del COD è arrivato, immancabile, numero 7 Morleo. E adesso diventa difficilissima, 3-0 per il COD dopo 16 minuti di gioco, il terzo sigillo del numero 7 in maglia nera Morleo, 3-0. Ed è veramente bestia nera, possiamo dirlo, il COD per la Pisana, che rischia veramente a questo punto di assistere alla sua terza sconfitta del campionato. Pisana che adesso ci riprova con Piccolo, Meloni, a Massari riesce quasi a superare il numero 4 Renelli, si prende infatti un calcio d'angolo, pallone verso Ferretti. Piccolo, si sposta verso il centro, Piccolo pensa anche alla conclusione, alla fine il passaggio al centro è solo per Cilfoni, insuperabile, numero 42 al centro del campo per la squadra in maglia nera che serve Anello. Anello ha provato ad allargare per Fagioli. E allora pallone riconquistato dalla Pisana. Si aspetta qualche segnale di risveglio da parte dei padroni di casa, perché in questo momento la possibilità di un piuttosto sorprendente tracollo si fa sempre più concreta. È 3-0 per il COD dopo 17 minuti di gioco, 8 minuti al termine del primo tempo. Non che la Pisana non ci stia provando, Tommarelli si è superato in almeno un paio di occasioni, ma il COD, la squadra più spietata ogni volta che è avanti in contropiede, approfittando anche di una posizione in campo così della Pisana forse troppo sbilanciata. Qui Martinelli si sposta verso l'area avversaria, subisce forse anche un fallo, alla fine si va a prendere il calcio d'angolo. Pisana che deve stare attento, perché è proprio da questa ripartenza che il COD andrà a punire in almeno 2 occasioni su 3. Adesso non c'è nessun uomo in maglia rossa nella propria area. Pallone scodellato verso la testa sempre del numero 15 Martinelli, che però impatta veramente male. Tommarelli si avvia con tranquillità a riconquistare il pallone. Tommarelli corto per Morleo, autore dell'ultimo gol in ordine cronologico, pallone diretto a Cilfoni che infatti davanti a sé una prateria, aspetta qualche secondo di troppo, forse il numero 42, alla fine prova a servire in velocità Severini, riconquista il pallone la Pisana e può partire a Massari. Non abboccare. Cambio di gioco, pallone ancora verso il centro. Piccolo fa un po' sportellate, alla fine riesce a servire Carnevali ha spazio di fronte a sé, serve Meloni va con il destro, un tiro strascicato che termina sulla destra del palo, difeso da Tommarelli. Severini invitano alla calma i giocatori della panchina in maglia nera. Inevitabile adesso la voglia di andare in gol e arrotondare proprio qui il risultato per i ragazzi del COD. Cianello che chiama il pallone al centro del campo, preferisce fare da solo Morleo se la allunga forse un po' troppo, rimessa dal fondo. Piccolo in avanti verso Massari che quasi arriva a staccare nonostante la notevole differenza di centimetri. Qui Morleo ha spazio per servire Fagioli, infatti ci riesce al millimetro il pallone sui piedi del numero 8 che è chiuso da Martinelli, sopraggiunge Cilfoni, servito puntualmente il numero 42 che guarda verso il centro, mette a sedere l'avversario, aspetta a sopraggiungere dei compagni, non c'è quasi nessuno, il pallone per Amendola, forse un secondo di ritardo, ancora Amendola, il pallone rimpallato, Cilfoni resiste al contrasto, alla fine se ne esce molto bene la Pisana, se ne esce per modo di dire perché il pallone è ancora al limite dell'area rossa. Carnevali, incontenibile il numero 5 della Pisana, alla fine riesce ad allargare per Ferretti. Stai stretto, Dodo stretto verso Edoardo. Pallone scodellato in direzione di Piccolo, lo stop di Renelli. Chiama la corsa di Amendola. Eccolo il numero 13, pallone toccato in direzione di Piccolo, non c'è fallo, Piccolo alla conclusione, la parata
Bravo Andrea! Taekwondo con i piedi, volando per Tomarelli, si rimane 3-0. Stretti! Calmi, stretti! Calmi, stretti! Morleo. Andiamo Ferro! Torna Ferro! Aspetta i compagni Morleo, si concede forse un po' troppo, infatti Massari rallenta l'azione e si prende anche la rimessa laterale. Gli è dato stretto, bravo, a fianco a Antonio, stretto. Piccolo, pensa ad allargare, alla fine si limita a servire Carnevali. Non usciva Meloni, non abboccare! Ferretti, colpisce lo stinco di Morleo, rimessa laterale per la Pisana. Piccolo, assist involontario per Fagioli, Fagioli che si dirige a tu per tu con Filonardi che qui si supera finalmente con un intervento grandioso, il numero 1 della Pisana su Fagioli. Coda ancora in attacco. Amendola. Amendola scodella troppo alto però per Anello, che sta andando incontro al pallone, i centimetri non lo aiutano. E allora rimessa dal fondo per Filonardi. Torna Picchio, stai da solo, torna. Piccolo serve in velocità a Martinelli. Se ne esce bene la Pisana, alla fine il pallone per Ferretti sulla sinistra. Calmo Picchio, non la bocca. Escite piano Picchio. Bravo, Stella. Amendola, Bravo Meloni. Edo. Meloni allarga per Martinelli. Uomo, attacca. Martinelli verso il centro, il pallone forse è deviato, sì, calcio d'angolo. Sei al limite, do. Vai a ricerca della palla al limite, se ti scavalca. Al limite, do. Ed allora calcio d'angolo per la Pisana, mancano 3 minuti al termine del primo tempo. Attenzione ancora allo schema che aveva portato alla bella conclusione. Carnevali questa volta non riesce a colpire il numero 5. Carnevali ancora sulla sinistra, 1 contro 1 con Renelli. Carnevali tiene palle, alla fine escono in 3 contro 2 gli uomini in maglia nera. Rallenta un po' Morleo, si becca fallo, prosegue il gioco secondo il direttore di gara. C'è Ciffoni, reclama il pallone al centro, eccolo servito, il numero 42 tu per tu con Filonardi, si divora il gol del 4-0. Ciffoni questa volta poteva fare veramente di meglio, si rimane 3-0 al 23esimo. Raga, continuate così, Dai, deve fermare, dai. Continua a rischiare tantissimo nei momenti delle ripartenze la Pisana. Sbilanciatissima la squadra in maglia rossa, ogni volta sono sempre in vantaggio di 2 uomini e vincono tutti i rimpalli come in questa occasione. I ragazzi del COD, qui Amendola non riesce a servire i compagni, allora rimessa laterale, 2 minuti al termine del primo tempo. Prova lo scarico! Uomo, Ciffoni. prova lo scarico. Palleggia. Vieni di nuovo. Ciffoni serve Anello. Anello scodella verso il centro. Bravo Mirchetto! A Massari. Piccolo. In profondità Piccolo, non c'è l'aggancio per Meloni, rimessa dal fondo. Vabbè dai, si ripazza. Amendola. Pallone toccato, rimessa laterale. Eccolo qui il numero 13 che serve Anello verso il centro, Anello che prolunga per Morleo. Ciffoni ha da farsi perdonare un gol divorato pochi minuti fa al numero 42, che comunque ricordiamo l'ha aperto le marcature per il COD che conduce 3-0 e presumibilmente chiuderà così al termine di questo primo tempo, sempre che non ci sia recupero. Piccolo in profondità per Ammassari, sfortunato, il pallone toccato, rimessa dal fondo. Si è visto molto poco Ruggero Ammassari, uno delle punte diamante, se non forse il giocatore più in vista della Pisana. Questa sera ha fatto poco, come un po' tutto il reparto offensivo della squadra in maglia rossa, che si è sì reso pericoloso ma quasi sempre dalla distanza per movimenti del centrocampo. Qui Filonardi impiccia un po'
con il retropassaggio dei compagni. Carnevali. Fuori misura scivola Amendola e pallone riconquistato da Martinelli. Cilfoni glielo porta via. Possa andare in 3 contro 3 ancora Cilfoni, manda a vuoto piccolo Cilfoni, ancora spazio, preferisce servire Fagioli a tu per tu con Filonardi, il pallone gli ruota intorno, alla fine è riconquistato e si va a riposo così su un'altra splendida azione del Code, un'altra splendida parata di Filonardi. Eccoci qui, aspettiamo soltanto il fischio del direttore di gara per partire nel secondo tempo a campi invertiti, ma stesse squadre, nessun cambio da nessuna delle due parti. COD, che ricordiamolo, in realtà la panchina cortissima, soltanto un altro uomo a disposizione, la Pisana che invece prosegue con gli stessi uomini. Severini. COD che in questo momento è piuttosto clamorosamente avanti, ben 3-0 su una Pisana certo molto rimaneggiata, ma comunque lanciatissima almeno fino a 45 minuti fa. In direzione del segmento del Cotton, che avrà una grandissima occasione, sempre che non assisteremo al miracolo della squadra di Di Pasquale. Il Cotton, diciamo, avrà una grandissima occasione per allungare sugli inseguitori. Tomarelli, Fagioli, ne ha 2 addosso Fagioli, si prende il fallo. Ma perché ti nervosisci sempre, Dodo? È un fallo, Dodo. Dai, devi stare tranquillo, dai. Ma no, non te vuoi nervosire sempre. Occhio lato, Gero. Vabbè, è normale che piove poco. Gioco a distanza. Capito, Peppe, guardate che ti culo. Bullo, guardate. No, adesso. Eccoci qui, a spazio Cilfoni che dalla distanza ha trovato il gol che ha aperto le marcature nel primo tempo. È sempre il numero 42 che va alla conclusione, riesce a bucare la barriera ma non la selva di uomini davanti a Filonardi. Qui Fagioli che è andato addirittura in copertura. Manca effettivamente il sigillo del numero 8 in una partita che ha già visto 3 gol. Se il Code continuerà ad avere un'occasione ogni 3 minuti, confidiamo che non mancherà. La Pisana deve invece cambiare qualcosa dal punto di vista soprattutto offensivo, perché non sta soffrendo Tomarelli, a parte un paio di belli interventi nel primo tempo. Non sono quasi mai entrati nell'area avversaria gli uomini in maglia rossa. Ammassari adesso ci prova, allarga sulla destra. Viene forse toccato il pallone al neoentrato numero 2, Federico Pace. Pisana che appunto ricomincia da capo con Martinelli. Perfettamente schierata la difesa del Cod, infatti il pallone diretto al compagno è intercettato da Amendola e Cilfoni. In avanti però non si intende con Fagioli, allora piccolo poi rilanciare in avanti Carnevali, il pallone toccato per Ammassari, se lo ritrova quasi lì a 5 uomini addosso. Ammassari riesce comunque a liberarsi, la conclusione Tomarelli con i piedi, pallone sempre in zona d'attacco per la Pisana che però torna indietro, ancora decisivo Tomarelli. Pace, cambio gioco Pace in direzione di Piccolo che corregge il pallone verso Ferretti, pallone che andava verso Carnevali, riconquistato però da Renelli che rischia tantissimo, si prende anche il fallo, calcio di punizione in zona difensiva per il COD 272. Anello, Cilfoni, Amendola, Fagioli, Arriva! Va bene, tira solo! Stai là, non è uscita! Calmo Dodo! Torna, rincula, picchio! Amendola, Torna Gullo, Martinelli, Martinelli, cambio di gioco per nessuno, si aspettava la corsa del numero 7 Francesco Ferretti, che però era ancora 10 metri indietro, e Usain Bolt non si è ancora messo a giocare a pallone, non a calciotto, senz'altro.
Pisana che lascia scorrere i minuti, adesso è il quinto minuto del secondo tempo e regala addirittura un pallone ad Anello, un pallone rischiosissimo perché adesso sono quasi in vantaggio di uomini, i giocatori in maglia nera, Fagioli finisce giù, calcio di punizione e cartellino. Pensa l'arbitro! Ho capito, ha fatto il fallo, non è successo niente. Oh! Ah, come si è fatto male? No, dico dai. Rimane a terra Fagioli nel frattempo, la botta subita da Martinelli è forse più forte di quanto non c'era sembrato sulle prime e allora il gioco si ferma e saggiamente il cronometro scorre per qualche minuto. Siamo al sesto in corso nel secondo tempo, COD sempre avanti 3-0 e con una ottima occasione adesso su calcio piazzato per aumentare ancora di più il distacco da una Pisana che non può mai considerarsi doma, è una squadra prima in classifica, lo sappiamo. 3-0 non è sicuramente un risultato di sicurezza, almeno non per la vittoria. Nel frattempo resta giù Fagioli. Probabile a questo punto l'ingresso di La Rosa, il numero 9 che finora è rimasto in panchina. Esce zoppicando Fagioli, che pur non segnando è stato preziosissimo in fase di ripartenza per il COD, ripartenza che è stata sicuramente l'arma segreta per la squadra in maglia nera. Ed eccoci qui con il calcio di punizione di Cilfoni e Renelli, c'è una muraglia cinese di uomini in maglia rossa davanti a Filonardi. Addirittura 6 uomini ci sembra di vedere, o 5. 5 che adesso diventano 6 con l'arrivo di Ferretti. Cilfoni con il sinistro buca la barriera di 6 uomini e va a schiantarsi contro Filonardi. Stretti, veloce a tornare, raga, stretti. Piccolo. Bravo, Stretti. Cilfoni riconquista ancora una palla, Cilfoni manca la conclusione, brutta cosa da vedere su un campo da calcio. La Pisana si riversa in avanti ma Carnevali questa volta non ci arriva, rimessa laterale per il COD. C'è sotto di noi Fagioli che cerca di capire se riuscirà a rientrare in campo. Certo, trovarsi con l'uomo in meno per questi ultimi 20 minuti potrebbe essere veramente grave per il COD. Piccolo nel frattempo ha spazio per andare alla conclusione, ma non è veramente serata per la Pisana. Tiro fuori misura, colpito anche male. Lontano dalla porta di Tommarelli che adesso ha la battuta. Arbitro! Pallone verso Severini, rientra in campo Fagioli, dunque nulla di grave per il numero 8 che con una camminata piuttosto precaria riesce comunque a calcare il campo da gioco. Qui a Massari, indietro per Piccolo. Piccolo cambia gioco per Ferretti. Ferretti, anticipato Carnevali da Renelli. Numero 4 veramente insuperabile nonostante i davanti siano quasi tutti grossi il doppio di lui. Renelli veramente imperioso nella difesa del COD. Qui Anello non riesce a far partire Cilfoni che si era già lanciato in direzione di Filonardi. Allora Piccolo per Carnevali, chiuso sempre dal numero 4. Arriva il raddoppio di Anello, il rimpallo favorisce però la Pisana con Ammassari che però si vede il pallone spostato e alla fine la conclusione al volo di sinistro deviata. Non preoccupa Tommarelli ma regala un calcio d'angolo alla Pisana. Bravo! Non abbocchiamo alle fiche, Tommarelli si vede recapitato il pallone in tranquillità. Qui un intervento bucato da Massari che potrebbe rivelarsi piuttosto grave. Cilfoni a spazio, Cilfoni la conclusione, ha mancato
lasciato lo scarpino buono negli spogliatoi. Cilfoni che al rientro del secondo tempo ha mancato un paio di colpi non da lui. 10 minuti, 3-0 COD. Martinelli in direzione di Ammassari, c'è spazio per Carnevali e il pallone finisce in porta. È sfortunato Tommarelli, veramente questa volta ha regalato lui il gol della Pisana, lasciandosi scivolare il pallone sotto le gambe. Il gol del 3-1 che potrebbe riaprire la partita al 10° minuto del secondo tempo. Il gol della Pisana è 3-1. Ed è giusta alla fine che il gol sia comunque attribuibile a Carnevali, quasi sicuramente il migliore delle maglie rosse in tutti questi 35 minuti di gioco. Qui Cilfoni si è fatto metà dell'area avversaria, è andato ad appoggiare al centro, si prende il calcio d'angolo. Momento più delicato della partita a questo punto, vedremo se il COD riuscirà a gestire e forse allungare ancora di più il distacco. Vediamolo subito, la conclusione con il colpo di testa di Morleo. C'è stato il tocco, sì, c'è stato il tocco di Filonardi che mette a segno un'altra parata veramente da conservare. Oppure, come dicevamo, vedremo se la Pisana riuscirà nell'impresa piuttosto incredibile di andare a recuperare 3 gol e perché non 4 al COD. La Pisana che si sposta nel frattempo in avanti con Ammassari è tenuto, Renelli allontana Renelli. 15 minuti deve reggere il COD, 15 minuti deve provarci la Pisana con tutti gli uomini in avanti, rischiando anche molto perché insomma abbiamo visto quanto possa essere pericoloso il COD approfittando dello sbilanciamento degli avversari. Ammassari la conclusione, si prende anche qualche urlo dalla panchina, evidentemente gli schemi da provare in questo caso erano altri. Ha provato ad andare col sinistro Massari, ribadiamolo, piuttosto spento. Nel frattempo chiamato il time out e ci fermiamo anche noi. Damose una mano, damose una mano nel momento del perdere. Ripartiamo da qui dopo il time out, dal 12° minuto di gioco. Pallone verso Fagioli che lo stoppa bene con il petto di Enrique Ceppace, serve Cilfoni, c'è Anello da solo al centro. Cilfoni tenta la giocata più difficile, gli riesce, tocco forse di mano, la conclusione di Fagioli, il gioco era già stato fermato. Calcio di punizione per il COD e forse cartellino giallo. Eccolo qui. Questa è la punizione. Arbitro! Calcio di punizione ancora più appetitoso rispetto a quello precedente battuto da Cilfoni. Si tratta praticamente di un calcio di rigore un metro e mezzo più indietro, con una barriera che si prospetta composta da 8 uomini più panchine e massaggiatori. Espulsione le mano. Ecco, Filonardi infatti chiama Le mano espulsione. 6 compagni a disporre la barriera, rimane soltanto Carnevali in avanti. Carnevali che da centrale difensivo si è reinventato centravanti in questo secondo tempo. Ci sono ben 4 uomini in maglia nera alla battuta e con ogni probabilità sarà però Cilfoni. C'è anche Renelli che prende le misure al pallone. Vediamo chi va. È Cilfoni alla battuta, palla alta. Stretti, veloce raga, sacrificio per favore. Volendo profondissimo verso Ammassari, lo stacco con il corpo, la conclusione, palla sull'esterno della rete. C'era stato forse un fallo, ha preferito lasciare proseguire il direttore di gara, fallo presumibilmente di Renelli. Mettite sotto palla. Si prosegue così al 13° minuto e mezzo sul cronometro, sul 3-1 del COD. Fagioli ha ricevuto un bel pallone, Morleo si sposta sulla sinistra, il numero 7 Morleo si perde il pallone per strada e poi rischia di regalare una ripartenza alla Pisana che però si muove piuttosto lentamente. Qui Pace allarga bene, ma nel frattempo sono tornati tutti nella propria metà campo gli uomini in maglia nera. Piccolo Stretti, bravo, non uscire
Piccolo, c'è Ferretti libero sulla sinistra, Piccolo guarda davanti a sé, alla fine serve il numero 7, ancora indietro per Piccolo il pallone. Strettissima la difesa del COD 272 che non lascia passare un filtrante, alla fine se ne esce piuttosto bene Piccolo servendo Ferretti sulla destra, riceve però indietro il pallone e alla fine la sfera è conquistata dal COD che si è allungato però un po' troppo. Piccolo a spazio, la conclusione, l'intervento di Tommarelli coi guantoni, grandioso il numero 1 del COD 272 sulla splendida azione in solitaria di Piccolo. 10 minuti al termine della gara a partire da adesso, pallone verso il centro, stacca da solo Martinelli ed è ancora Tommarelli, grandioso, sta facendo gli straordinari il numero 1 del COD, questo secondo tempo ancora più che nel primo. Pallone battuto corto in direzione di Ammassari, il sinistro, prevedibile che stava diventando un assist involontario per Pace. Salgono le urla da parte della panchina della Pisana, il pallone diretto a Fagioli che lo stoppa, lo schianta in faccia a Filonardi, il pallone sempre in gioco, calcio d'angolo. Ritmi altissimi, vertiginosi in questi ultimi 15 minuti di gioco, il calcio d'angolo è per il COD ma c'è soltanto Morleo nell'area avversaria. Arriva qualcun altro, arrivano anche Severini, Fagioli, il tiro è direttamente verso la porta di Filonardi, Morleo non si intende con Renelli e allora Martinelli, Ferretti, Pace, ancora tutti dietro gli uomini in maglia nera, intervento di Renelli, buono, si prosegue, Piccolo, Piccolo, allarga molto bene per Martinelli che stoppa con il petto senza il braccio e alla fine Morleo. Rimessa laterale per la Pisana, 16 minuti e mezzo. Ammassari colpevolmente lasciato solo, Ammassari ha spazio davanti a sé, riesce a servire verso il centro, l'appoggio in porta del numero 6, il gol del 3-2 della Pisana che riapre tutto quanto. A 8 minuti dal termine si prospetta un finale di partita infernale, 3-2 per la Pisana, il 17esimo. E adesso la prospettiva di una beffa è fortissima per il COD che era avanti 3-0, questo secondo tempo si è visto rimontato 2 gol e manca veramente un'eternità al termine della gara. Tommarelli finora ha fatto il possibile ma la Pisana è cresciuta, adesso va in porta con regolarità, Pace appoggia verso il centro, il pallone per Ammassari, Tommarelli lo respinge ancora ed è allontanato. Adesso il pressing è altissimo della Pisana. COD che sta rimpiangendo quei 2 calci di punizione battuti in maniera rivedibile, poco fa Ciffoni riconquista però il pallone. Fagioli, i davanti con la palla Amendola, Fagioli senza guardare, pallone però riconquistato ed è ancora Fagioli, Severini, Fagioli allarga per Morleo che ha chiamato il pallone. Morleo riesce a servire Anello, troppo lungo, non c'è più lucidità tra gli uomini del COD 272, tanto perfetti nel primo tempo in fase offensiva, quanto confusi in questi ultimi 15 minuti. Qui subisce un bruttissimo fallo Ferretti, invita a proseguire il direttore di gara, poi per furore popolare assegna il calcio di punizione. Pallone battuto velocemente. Sta fermo così, vedete qua. Sua traiettoria. Gioco che prosegue con Piccolo che scodella verso il centro, pallone toccato, diventa un tiro involontario, palla che forse era diretta fuori. Tommarelli comunque l'ha fatta sua con il petto, Ciffoni,
Fagioli in mezzo a 3, forse allungandosi troppo il pallone. Fagioli riesce a tenere ed è 1 contro 1 con Filonardi, l'appoggia in centro, il 4-2 di Anello, il 4-2 del COD dopo 20 minuti del secondo tempo. La partita è di nuovo sui binari favorevoli per la squadra ospite, 4-2. Nel momento migliore per la Pisana arriva ancora una doccia fredda, il gol di Anello, l'azione pazzesca di Fagioli che è andato via a 4 uomini, ha resistito a botte e rimpalli, alla fine si è trovato a tu per tu con Filonardi appoggiando per Anello che non poteva sbagliare e non ha sbagliato. La Pisana che adesso ha soltanto 5 minuti e deve tentare il tutto per tutto, la conclusione addosso a Tomarelli, calcio d'angolo per la Pisana. Meno di 5 minuti al termine più recupero dunque per la squadra in maglia rossa per tentare il tutto per tutto, buttarsi in avanti e recuperare 2 gol. Qui il corner è battuto così così, Massari riconquista, il pallone va via a 2, Cilfoni, un intervento a dire poco scomposto, calcio di punizione. Questo che pure a te è uguale, pure a me, manca tutta la divisa, pure questo che io voglio guardare qui, sì, Ed eccoci con Ammassari. Ammassari scodella verso il centro, Tommarelli alza un campanile di 30 metri, il pallone è sempre in zona attacco per la Pisana, il fallo in attacco commesso da Ferretti. Pallone verso Morleo. Morleo che mette giù, ne ha 2 addosso, Morleo con il tacco riesce a servire Severini, Severini che becca un pestone, c'è il calcio di punizione per il COD. non lasciate solo Guglielmo però, Peppe devi di qua, per secondo, che batta l'audizione, per secondo, verso Anello, Virgo. Ancora muro di uomini davanti a Filonardi e questa volta è Renelli che andrà alla battuta. Invita all'equilibrio il mister del COD richiamando indietro 2 uomini nonostante la punizione in zona d'attacco. La conclusione di Renelli colpisce però gli stinchi di Ammassari in barriera. Allora la Pisana deve accelerare, sono soltanto 3 minuti più recupero per fare 2 gol. Pisana in avanti in direzione di Ferretti, lo stop di Amendola, bravissimo il numero 13 che riparte in avanti, ancora Ammassari. Ammassari è cresciuto molto in questo secondo tempo dopo un avvio piuttosto spento per il numero 8, piccolo serve Carnevali. Si è fatto male Amendola e dunque il gioco si ferma per qualche secondo. Riprendiamo, rimessa laterale, Piccolo a servire a Massari, l'intervento forse un po' gambatesa, comunque si prosegue così tranquillamente con Ammassari a Renelli di fronte a sé, poi si tratta di Amendola, alla fine il pallone spunta sul piede sinistro di Ferretti che ha anche spazio, va alla conclusione, pallone che carambola sui piedi ancora del numero 8, rimessa dal fondo, 2 minuti al termine della gara più il recupero, se ci sarà, e probabilmente sì, dato i numerosi infortuni soprattutto tra le file del COD corsi in questo secondo tempo. È rimasto fuori per esempio Fagioli per alcuni minuti, adesso è tornato più attivo che mai. Qui Cilfoni recupera un grande pallone su Pace, Cianello lì per lui, servito Anello subito per Fagioli che si dimentica che non c'è fuorigioco a calciotto e lascia sfilare il pallone per Filonardi. Questa che non devi passare. Laterale nera. Renelli, Carnevali a tu per tu con Tomarelli, appoggio verso il centro, un intervento che vale un gol per Amendola che recupera il pallone, rilancia Severini, Severini ancora approfondito per Fagioli, a tu per tu con Filonardi, Fagioli, Filonardi salva il gol che sarebbe stato il capo tecnico della gara.
3 minuti a partire da adesso. Cilfoni, la conclusione di Cilfoni, si scansa malamente, piccolo, ed è il gol del 5-2, il gol che forse chiude qui i discorsi, anzi senza forse, che in 3 minuti sono veramente pochi. 5-2 per il COD, che potrebbe portare a casa addirittura 3 punti. Dai, arbitro. Lalli, vieni! Vieni, gol! Davanti al pallone. Stretti. È rientrato Meloni, ma il clima è quello della resa tra le file della Pisana. 5-2 COD, e i minuti che passano, i minuti di recupero, qui Severini si butta ancora in avanti. Severini riesce a servire anche Fagioli a tu per tu con Filo Nardi, che anche sul 5-2 si supera. Una splendida partita, non si nerebbe da risultato per il numero 1 della Pisana. Picchio, ultimo sforzo per favore, Dodo. Carnevali. Dai. Senza fallo. Carnevali Senza. si è un po' spento nel secondo tempo dopo un avvio molto buono. Resta comunque suo uno dei 2 gol della Pisana. A Massari, alla conclusione, spazza via Morleo, pallone che finisce sui piedi di Ferretti. Morleo di testa mette il pallone fuori. Virtualmente manca 1 minuto e mezzo. Il risultato però è saldamente in cassaforte per il COD, che già si vede salire a 32 punti, non sufficienti per agganciare il Pestaccio davanti a sé. Bravo. Fagioli guarda il cronometro del direttore di gara, vediamo l'ultimo minuto. Pallone in avanti di testa, Tomarelli, Anello a Massari, gli porta via un bel pallone, ottimo intervento del numero 8. Peccato che venga a partita ormai quasi finita, e si regala anche il gol del 5-3 a Massari sull'intervento così di Tomarelli. La botta alla distanza, recuperato pallone e ha segnato una buona rete, il 5-3 della Pisana al 27esimo. Ironia della sorte, 5-3 anche il risultato della gara d'andata, la famosa gara che valse la prima sconfitta del campionato per la Pisana. Il triplice fischio, arriva adesso il fischio che sancisce ancora un 5-3, ancora per il COD, che ancora una volta infligge la terza sconfitta dell'anno alla Pisana. Sono 3 punti per il COD, che espugna il Ceriaci, si porta a casa la vittoria pisana, che rischia di regalare un certo vantaggio al Cotto nelle gare di stasera.